Buonasera a tutti in questa nuova location al piano superiore, causa appunto gli impegni che aveva già preso precedentemente l'Ateneo Veneto. Comunque mi pare che staremo lo stesso molto bene anche qui, che ha una bellissima capienza. Allora, questa sera il nostro ciclo di conferenze continua su Venezia e sulla indagine archeologica sulla prima Venezia. Allora abbiamo il piacere di avere un bis di conferenzieri questa sera e salutiamo con piacere il dottor Fozzati che è con noi e che come adesso sentirete è uno dei più principali esperti dell'archeologia della prima Venezia. Allora due parole di presentazione per Luigi Fozzati, che comunque credo sia a tutti voi che vi occupate, che vi interessate di archeologia veneziana, credo che sia ampiamente noto. Comunque due parole di presentazione. Torinese di nascita, Luigi Fozzati ha cominciato la sua carriera come assistente presso l'Istituto di Studi del Vicino Oriente Antico dell'Università della Sapienza di Roma ed ha collaborato all'indagine archeologica di Ebla, quindi insomma con orizzonti molto più ampi di quelli veneziani. È entrato nei ranghi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali come archeologo subacqueo ed ha prestato dapprima il suo servizio presso la Soprintendenza Archeologica del Piemonte e in seguito presso la Soprintendenza Archeologica del Veneto, dove ha operato per una ventina d'anni ed è stato responsabile e probabilmente anche proprio colui che ha iniziato la postazione veneziana subacquea di quella che era viene da dire della nostra soprintendenza, comunque della nostra soprintendenza archeologica, fondando l'ufficio di Nausicaa, cosiddetto di Nausicaa, che aveva sede sulle fondamenta nuove e che è stato il punto di riferimento per tutta l'archeologia subacquea della laguna di Venezia. Ha diretto appunto il servizio tecnico di archeologia subacquea del Ministero dal 2002 al 2020 e da Venezia, credo che mi diceva prima, ha diretto perlomeno quasi 1000 scavi, quindi in questo ventennio della sua permanenza veneziana praticamente ha dato il via alla ricerca archeologica e direi anche, cosa molto importante, ha stabilito un rapporto con il Comune di Venezia, per cui da quel momento, non so quale anno fosse, ma dall'inizio degli anni 2000 comunque, c'è stata una normativa di enorme importanza dal punto di vista archeologico, una normativa di tutela che ha fatto sì che da quel momento in poi qualunque intervento di scavo dovesse essere fatto a Venezia per motivi sostanzialmente edilizi, doveva essere preceduto da un'indagine archeologica. Questa è una delle pietre fondamentali della tutela archeologica che via via ha preso piede in tutte le nostre città del Veneto e direi in Italia. Ha concluso la sua carriera come soprintendente del Friuli Venezia Giulia e quindi gli diamo un gran benvenuto. Il secondo oratore è Marco Bortoleto, che voi fedeli di questo corso avete conosciuto la volta scorsa, archeologo medievista, anche lui ha scavato a Venezia innumerevoli anni e in innumerevoli cantieri e anche lui, come non ho detto, come Luigi Fozzati, entrambi i due hanno alle spalle un gran numero di pubblicazioni scientifiche sull'argomento. Basta e grazie, adesso vi ascoltiamo. Bene, scusate qua. Buonasera a tutti, ringrazio la collega amica Margherita Tirelli per questa opportunità e faccio qualche parola su un argomento inerente proprio a quello che dobbiamo presentarvi oggi. Il mio intervento nasce anche da un'esigenza che molti di voi senz'altro conoscono, valutando un po' l'età media di chi mi ascolta. Nel 1991 c'è stata un grande, diciamo così,
un grande dispiego di notizie sui giornali veneziani a seguito di interviste fatte a Vladimiro Dorigo, Ernesto Canal, e penso che molti di voi se lo ricordino. Io allora ero fuori Italia, sono tornato e ho trovato questo sbandieramento di articoli con le varie reazioni, sia tra giornalisti sia a livello di abitanti di Venezia. Cos'era successo? È successo che queste interviste hanno dato luogo a una problematica che è quella che questo pomeriggio vediamo, cioè che Venezia fosse stata fondata dai Romani. Intervenne anche, intervistato dal Corriere della Sera, il professor Sabatino Moscati, che escluse nel modo più assoluto che Venezia fosse stata fondata dai Romani. Poi io prendo visione di questo, buonasera, prendo visione di questo grande dispiego di notizie stampa e allora cerco di fare un po' luce su quello che si deve intendere per archeologia di Venezia e della Laguna, chiedendo a un amico che allora lavorava alla Repubblica, Giovanni Maria Pace, di fare un servizio che poi fu pubblicato sul Venerdì, un bellissimo servizio a colori, e il titolo era molto provocatorio: Cesare in Laguna. La copertina del Venerdì, che ovviamente conservo e spero un giorno di dare per metterlo nel museo della città di Venezia, se vedrà la luce al Lazzaretto Vecchio, perché è un momento, diciamo così, importante anche per l'archeologia veneziana. Allora, perché ho detto questo? Perché quello che seguirà e verrà esposto dal mio collega e amico Bortoletto ha bisogno di questa precisazione, cioè la differenza tra origine, nascita e fondazione di una città. Sono tre concetti completamente diversi tra di loro, non cronologicamente ma proprio dal punto di vista culturale. La nascita di una città, adesso in senso lato, è sempre stato uno dei motivi, diciamo così, di orgoglio da una parte e di ricerca di trovare una qualche radice nobile per una città grande, ma anche per città o comuni piccoli. La bibliografia italiana sui nostri comuni, sulle nostre città è ricchissima. Se voi andate a vedere, non dico adesso la storia di Roma, che pure ricalca questo schema, ma anche la storia di Milano o di Torino, partono dalla preistoria, che non c'entra assolutamente nulla con la nascita di Torino o di Milano. Città romane, Torino hanno trovato a poca distanza dal centro, ma era già fuori del territorio di Torino, un elmo etrusco, e quindi nel libro dice Torino è nata con gli Etruschi, ma anche per idea. Il comune di Torino si è esteso nel tempo fino a raggiungere la località dove dal fiume Po era uscito questo elmo, ma non si può dire che Torino è stata fondata dagli Etruschi. Allora, io qua ho messo questa diapositiva, andiamo avanti. Voi vedete che non va avanti qua. Sì, no, va avanti. No. Ah, come mai? Comunque, proprio ho messo due immagini belle così, tanto per illustrarvi. Chiaramente Roma, voi sapete, c'è la leggenda di Romolo e Remo, no? È una leggenda, però è viva, no? Non morirà mai, no? Perché le grandi città hanno quasi tutte una leggenda. Lo stesso vale per Napoli. Napoli nasce, è stata fondata, diciamo sì, il primo abitante di Napoli è stata la Sirena Partenope, no, niente, non gira, a cui i napoletani sono ovviamente molto attaccati, ma questo vale per quasi tutte le città di un certo tipo in Italia come in Europa. Allora, passiamo invece a questa distinzione che è fondamentale. Attenzione, la distinzione che io adesso vi faccio non è una distinzione archeologica e neanche storica, è una distinzione che è stata promossa dai geografi ed è importante. Il problema è che spesso sia gli storici sia gli archeologi si dimenticano
di fare ricorso alle scienze geografiche. Vabbè, questa è la sirena Partenope che sta a Napoli, andiamo avanti. Ecco, siamo qua, fermiamoci qua. Allora, adesso andiamo ad analizzare questi tre concetti, perché poi vedremo l'applicazione di queste definizioni nell'archeologia di Venezia. Andiamo avanti. Allora, per origine di una città si deve intendere la ricerca delle cause e o concause che hanno determinato le condizioni favorevoli per l'individuazione di un determinato luogo come sede stabile di vita di un gruppo umano nel tempo. In altre parole, per origine si intende la storia del popolamento di una determinata area. Nel caso nostro, il popolamento della Laguna di Venezia. Ma l'origine non è né nascita né fondazione, è un'aggregazione spontanea, anarchica di popolazioni, popolamenti, case, singoli. Non c'è un ordine prestabilito, né nel tempo né nello spazio. In questo senso il lavoro di Vladimiro Dorigo, Venezia Origini, ha una sua corretta impostazione storiografica. Perché? Perché la sua ricerca riguardava tutta la Laguna di Venezia. L'assunto poi che tutti questi dati convergessero a confermare una nascita romana di Venezia, questo invece è sbagliato, perché non si può passare da un'origine, quindi da uno studio esteso, a un punto. Il punto è quello successivo, che lo vediamo, per nascita di una città, e questo è il passo successivo. Si intendono due specifici processi formativi: l'evoluzione lenta nel tempo di un centro abitato, da piccolo insediamento, strutturato o non strutturato, a città vera e propria. Quindi è l'aggregazione spontanea, senza una struttura in genere, di più abitazioni. L'aumento di queste abitazioni porta poi a istituire in questo piccolo tessuto abitativo altre funzioni. Queste funzioni, una volta che si insediano e si sviluppano, portano a attirare nuovi abitanti, e quindi si arriva lentamente alla nascita di un centro abitato e che può diventare una città. L'evoluzione lenta nel tempo di più centri abitati da piccoli insediamenti, quindi ci può anche essere non un'aggregazione di più case di abitazione, ma un'aggregazione di più piccoli centri che alla fine diventano una città. Una città spontanea, quindi non predeterminata. L'esempio classico che viene citato dai geografi è proprio Roma. Roma è un aggregato fin dall'inizio di più insediamenti. Andiamo avanti. Per fondazione invece è una cosa completamente diversa. Per fondazione di una città si intende il costituirsi di un nucleo urbano sorto non spontaneamente, questo è fondamentale, ma derivante direttamente da una decisione, una specifica volontà politica che disegna il nucleo fondativo del sito prescelto. Di esempi, ne ho messi alcuni vecchi e moderni: Tindari, Pienza, il Machu Picchu, Washington, Adelaide, Brasilia. Sono città che sono state fondate deliberatamente, non esisteva nulla. Sono state fondate, alcuni dai Romani, altri dagli indiani del Sud America e altri appunto in America, Adelaide, in Brasile, in Australia e Brasilia in Brasile. No? Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che il lavoro dell'archeologo è un lavoro che porta a produrre determinati dati. Questi dati debbono confermare che cosa? Anzitutto quale tipologia di insediamento sta all'origine dell'abitato che si sta scavando. Per fare questo la geografia ci dice che la prima motivazione è determinata dalle caratteristiche ambientali, cioè dalle caratteristiche del territorio. Quindi, parlando dell'Italia, la maggior parte degli abitanti tuttora dell'Italia vivono
lungo le coste, quindi hanno scelto una particolare tipologia insediativa derivante dal clima, dalla presenza dell'acqua, e che poi nel corso del tempo voi sapete che l'acqua è stato, sia per le acque interne che per il mare, il grande mezzo di comunicazione. Quando è arrivato il treno ha sconvolto praticamente il sistema di comunicazione. Ma voi sapete da che cosa si ricavano questi dati? Quando noi analizziamo lo studio della popolazione anche italiana attraverso proprio il cambio dall'acqua al treno. Basta andare a verificare quello che succede, i cambiamenti radicali che succedono nelle cosiddette analisi dei matrimoni. Cioè marito e moglie, prima del treno, vivevano in abitati vicini uno all'altro. Man mano che si cambia, si passa al treno, poi all'automobile e poi all'aereo, la distanza matrimoniale aumenta. Io questo l'ho verificato su alcuni laghi, no? Studiando e dando alcune tesi di laurea quando ero a Torino, proprio sulla distanza matrimoniale nei laghi, perché è più semplice in un lago che sul mare. Però si sposavano con abitanti dei paesi vicini o addirittura al di là della costa opposta. Quando arriva il treno, le distanze aumentano, ci si sposa con persone che vivono abbastanza lontano dal lago. Quando arriva l'automobile, l'aereo, le distanze matrimoniali cambiano completamente. Quindi questo vuol dire che l'analisi che noi dobbiamo fare sul territorio per l'evoluzione di un'area geografica abitata non si devono fondare solo su dati archeologici, si devono fondare anche su dati di altra tipologia, tra cui quelli conservati, dove ha lavorato per anni Giovanni Caniato, cioè negli archivi di Stato o anche negli altri tipi di archivi. Quindi il dato archeologico da solo non è sufficiente, se no si rischia di fare quello che è successo nel 1991. È stato un momento, diciamo così, in cui l'archeologia ha presentato dei dati in modo sbagliato e questo poi ha pesato. No. Comunque adesso noi possiamo dire che andiamo avanti, c'è l'ultima immagine. No. Le ricerche storiche e archeologiche hanno proceduto a lungo prescindendo dalla valutazione ambientale, dove ogni singola città è sorta, si è sviluppata o è stata abbandonata, dalla storia del territorio alla storia della città. L'esempio classico di abbandono è tutto quello che è successo nel vicino Oriente Antico. Le grandi città a un certo punto si estinguono, muoiono. Io ricordo che il primo grande studio che definì questa morte silenziosa fu fatto dalla Università del New Mexico, attraverso una collaborazione con antropologi e naturalisti e ovviamente i geologi. Cosa è successo? È successo che lo sfruttamento eccessivo dei corsi d'acqua ha portato a un inaridimento di tutti i terreni e quindi mancava la sostanza prima per il sostentamento. Quindi la morte dell'agricoltura, dei raccolti. La grande crisi ecologica che ha sconvolto il vicino Oriente ha fatto morire alcune città. Quindi questo ha insegnato poi con la cosiddetta nuova archeologia, che in Italia è ancora poco praticata, la assoluta convenienza che l'archeologia collabori con le scienze naturali. Andiamo avanti, vediamo a questo proposito. Ecco, in una parola, l'archeologia contemporanea si avvale del metodo di ricerca che si basa sull'ecosistema, ovvero sullo studio nel tempo delle interrelazioni tra uomo, geomorfologia, clima, fauna e flora in un determinato territorio. Questo metodo consente di valutare il rapporto basilare tra nascita, sviluppo delle città e contesto geologico, tra sito naturale e insediamento. Fondamentale una preparazione naturalistica degli archeologi e storico-archeologica di geologi, botanici, eccetera. Andiamo avanti e vediamo poi che cosa si traduce quello che vi sto dicendo.
l'ambiente nel quale è sorta, si è sviluppata e si è conservata nel tempo la storia stratificata di Venezia e della sua laguna, è un ambiente umido subacqueo. Perché mi fermo un attimo? Perché i dati archeologici non è che si conservano uguali dovunque. Anche la conservazione del dato archeologico dipende dalla situazione ambientale. Quindi ci sono situazioni dove l'archeologo ha a disposizione pochi elementi, in genere abbastanza muti per quanto riguarda l'ambiente, che determina più o meno la fortuna di un luogo, ovvero il suo abbandono o la sua crescita. Andiamo avanti, vediamo, questa è una pianta che forse il dottor Bortoletto vi ha già fatto vedere, qui sono le palline rosse che indicano la maggior parte dei siti archeologici della laguna di Venezia, sono oltre 300. Però questo non vuol dire che Venezia nasce con questi 300 siti archeologici, vuol dire niente. Questi sono i 300 siti che hanno restituito dati archeologici, ma qua ci sono anche dati che risalgono al Neolitico o al Mesolitico, che non c'entrano nulla con Venezia, c'entrano con la storia del territorio, cioè del popolamento della laguna, ma anche delle trasformazioni della laguna di Venezia. Perché i siti neolitici sono tra i 4 e gli 8 metri di profondità, quindi bisogna capire cosa è successo. Andiamo avanti e vediamo, ecco questa, e con questa chiudo, vi faccio vedere quello che succede. Perché Venezia è una ribalta archeologica importante? Perché noi abbiamo a sinistra la situazione dove non c'è acqua in ambienti non umidi e non subacquei, e a destra invece quelli subacquei e umidi. Le due scale che vedete indicano la percentuale di conservazione dei dati. Voi potete vedere come gli ambienti umido-subacquei conservino molto, ma molto di più i dati storico-archeologici rispetto a quelli dove non c'è acqua. Quindi questo vuol dire che la storia di Venezia ha una sua responsabilità fondamentale per chi ci lavora. E chiaramente non si può lavorare senza un riconoscimento al 100% dei dati che questa stratigrafia umido-subacquea ha conservato. Se uno non conosce questi dati, li butta via. Se li butta via, la storia di questa città, come delle altre città umido-subacquee, è monca, è parziale. Ed è un vero peccato, perché comunque i dati c'erano. Vi faccio un esempio e con questo concludo. Nel 1000 scavi a cui accennava prima Margherita Tirelli, noi abbiamo fatto anche tutte le analisi che io vi ho descritto prima. Ma una delle quelle più interessanti, di cui uscirà presto un volume, è l'aspetto della vegetazione spontanea e invece antropica che c'è stata a Venezia nell'arco di 1 migliaio di anni. È bellissimo questo, perché noi scopriamo che, per esempio, nel Medioevo si coltivava il melone in tutti gli orti di Venezia, che si mangiavano certi tipi di pesci, tra cui il delfino. Il delfino è sparito poi dal Mediterraneo, se non oggi con una piccola ripresa, perché il delfino a partire dall'epoca romana era un piatto prelibato. Però se uno non studia e non tira fuori dagli scavi i resti di cibo che vengono conservati, queste cose non le può scrivere. No. Allora uno capisce come mai c'è stata una riduzione nel panorama ittico del Mediterraneo di certe specie. No. Bene, allora io direi che mi sembra che a questo punto ci sono queste 3 domande alle quali invito il dottor Marco Bortoletto, che mi ha accompagnato in questi 20 anni di scavi che abbiamo fatto a Venezia, negli scavi più importanti. Non è un caso che se ne sia occupato lui. Marco Bortoletto è veneziano, quindi conosce l'ambiente umido subacqueo, e questo ci ha garantito una esecuzione diciamo così, moderna degli scavi che sono stati fatti. Le 3 domande: cosa origina Venezia, quando nasce Venezia e quando viene fondata Venezia. A queste 3 domande risponderà adesso Marco Bortoletto. Grazie.
Innanzitutto buonasera e ringrazio tutti voi che siete venuti così numerosi a questa chiacchierata, ringrazio gli organizzatori e ringrazio il mio funzionario di zona. Luigi Fozzati è stato un grande funzionario di zona qui a Venezia, non ve lo dice per modestia, ma se si fa archeologia nella maniera moderna in questa città, se si è potuto fare e si fa ancora delle cose estremamente eccezionali, è stato perché Luigi Fozzati ha coordinato, ha voluto tenacemente, è riuscito ad avere anche la collaborazione di grandi sopraintendenti, perché ci sono da Luigi Malnati ad altre persone che si sono succedute praticamente come sopraintendente qui in Veneto, per cui si era creato un ambiente che dal punto di vista di un giovane archeologo che si avviava agli scavi, come ero io, ho cominciato sulla fine degli anni 80, nei primi anni 90 a scavare qui a Venezia, avere una persona come Fozzati che ti seguiva passo passo e che ti dava una mano, che era sempre pronto a darti la parola giusta, il consiglio giusto, è molto importante per tutti i professionisti e penso di allargare questo complimento da parte di tutti i miei colleghi che appartengono alla mia generazione. Una cosa molto bella che c'è stata in quegli anni e per la quale Luigi Fozzati è stato uno dei baluardi è perché Luigi Fozzati capisce l'acqua. E per capire Venezia bisogna capire le persone e capire l'acqua. Luigi Fozzati aveva questa dote, ha queste due doti, capisce le persone e capisce l'acqua. Però fondamentalmente capire l'acqua a Venezia è uno scavo. Quando io mi metto a scavare a Venezia mi scontro sempre con ingegneri o architetti che cominciano a pensare ai soffioni, all'acqua che viene da sotto. A Venezia l'acqua non viene da sotto, l'acqua viene dalle pareti quando io scavo. Perché io sotto ho un tappo di limo argilloso, per cui io quando faccio una berlinese è difficile che l'acqua mi venga da sotto, salvo in casi eccezionali se sto scavando attaccato al Canal Grande. Per cui è diverso che scavare sull'argine di un fiume in terraferma. Lo vedremo anche nelle slide che vi presenterò. Molti degli insediamenti che sono originati a Venezia, nel centro storico di Venezia, sono in luoghi strategici dove passa l'acqua, dove passano i canali principali, dove non ci sono secche, quindi le barche o le navi possono avvicinarsi alle rive. E questo è fondamentale, anche per sapere dove andare a cercare le cose. Questo non esclude che ci possano essere cose anche dalle altre parti, assolutamente. E come mi è sempre stato insegnato proprio da Luigi Fozzati, anche il non dato è un dato. Per cui fondamentalmente ogni volta che si scava riuscire a trovare qualche cosa o anche non trovando qualche cosa, e lo vedremo nelle slide che vi farò vedere, ha un senso, ha un grosso senso. Dunque, io giustamente ho intitolato, anche sulla scia di quello che vi diceva Luigi Fozzati prima, Venezia, nascita di una città, con un punto di domanda. Perché logicamente il discorso è molto più ampio e molto più controverso. Innanzitutto partiamo dagli inizi. Cosa c'è sotto Venezia? E partiamo dal non antropico. Sotto a Venezia non è un luogo comune dire che la città si sviluppa all'interno di alcune aree dove passano dei canali più o meno profondi e siamo sui paleoalvei, sui lati di un paleoalveo di qualche fiume o su un canale. Il Canal Grande è un paleoalveo del Brenta, questa forma sinuosa è un paleoalveo di un fiume. Come tutti i paleoalvei ci sono degli argini, quindi ai lati del paleoalveo c'era un argine un pochino più sopraelevato, poi dietro al paleoalveo cominciano le bassure. Per cui voi dovete immaginarvi un canale profondo, quello che è l'argine di un antico fiume un po' sopraelevato e poi dopo la bassura nella parte posteriore. Per questo, quando noi andiamo a scavare, troviamo un'area che è il dorso duro, che è il dosso principale, dove poi ci sono gli allargamenti
a monte e a valle del Dosso, cioè dalla parte del canale, quando bisogna arginare bene il canale, e dalla parte retrostante, quando si va a bonificare le lagune per allargare il sito, l'insediamento. Non a caso vi ho messo questa diapositiva, che anche se non è Venezia, ma poi vedremo anche Venezia, è uno dei rarissimi casi nei quali durante uno scavo archeologico si è trovato l'argine del canale e poi si sono trovate le bonifiche di allargamento. Siamo a Murano, in località Conterie. Questo scavo, condotto nel 2012-2013 da un grande archeologo, che vi ho parlato la volta scorsa, che è Gianfranco Valle, quel signore che vedete lì, per la realizzazione di un albergo, ha potuto trovare il vecchio argine del, chiamiamolo, Canal Grande di Murano, il canale principale di Murano, e ha trovato, lo vedete lì sopra, quelle macchiette verdi, non sono altro che le vecchie isole, e in una situazione di ghebi, come quelle che vedete là, e di canali laterali. Quelle sono le isole principali, che sono praticamente quasi agganciate l'una all'altra e che formano il vecchio argine del canale. Dopodiché, su queste si impostano le prime bonifiche. La realtà iniziale è più o meno questa. Quella dove c'è un canale principale, lo vedete, tutta una serie di barene emerse o di emergenze anche un pochino più alte delle barene, dove, questo sì, qualche volta a Venezia sono stati fatti 2 o 3 casi, purtroppo molto vecchi come scavi. Stiamo parlando ad esempio dello scavo dei Fondaco dei Turchi, dove sono stati trovati degli elementi dell'età del Mesolitico / età del Bronzo, non è ben chiaro, ma si tratta di punte di freccia, in questo caso anche di un'ascia. Provate a pensare a una persona che va a caccia o a pesca in queste zone, tira delle frecce per coprire l'anatra o per colpire qualsiasi altro tipo di animale, la freccia cade e non la recupera più. E dopo 5.000 anni, 4.000 anni, passa un archeologo o una persona che sta facendo uno scavo da quelle parti, trova sulla barena emersa la punta di una freccia. Vuol dire che è stata fondata dalla preistoria? Assolutamente no. Vuol dire semplicemente che qualcuno in questa zona là è andato a caccia e ha perso la freccia. Si parla di aree di frequentazione, dove le persone andavano, facevano qualche cosa e poi ritornavano a casa loro. Su queste zone, e qua, grazie alle analisi dei pollini e grazie alle analisi dei foraminiferi, la banalizzo. I pollini sapete tutti cosa sono. I foraminiferi sono, la sto banalizzando, delle piccole conchigliette, quasi microscopiche, che si trovano praticamente all'interno del terreno e ti dicono se quella zona è in presenza di acqua dolce, di acqua salata o di acqua salmastra. Questo è fondamentale. Venezia è una città nell'acqua che non ha acqua, recita un vecchio detto che si trova anche su una carta del Sabatino, mi pare, giusto? Effettivamente a Venezia non c'è l'acqua dolce. I pozzi alla veneziana sono delle cisterne, non arrivano alla falda. Sono praticamente fatti per la raccolta dell'acqua piovana, perché il problema grosso di Venezia era quello appunto di avere acqua dolce. È per questo che i veneziani amano l'acqua, ma ne bevono poca e preferiscono qualche altra cosa, perché poi bere quell'acqua lì non era proprio una cosa molto igienica. Quindi sapere dove c'è acqua dolce è fondamentale. Ricordiamoci ad esempio che uno dei siti più antichi della Laguna Nord, nell'isola della Cura, c'è un'area di un canale antico, si chiama la Dolce, la Duccia, perché c'era l'acqua dolce. Era un paleoalveo di un fiume. Quindi noi siamo davanti ad una realtà di questo genere. Quindi la ricerca costante dell'acqua dolce. Per poterci vivere occorre l'acqua dolce. Accanto a questo, poi dopo, con i pollini, sappiamo che in queste paludi, in queste barene, crescevano fondamentalmente le stesse piante che crescono oggi. Io mi soffermo sempre per quanto riguarda la salicornia.
che tanta gente, snobba. La salicornia è fondamentale, ad esempio, per il vetro. Per abbassare la temperatura per fare il vetro, i primi vetrai veneziani usavano la cenere di salicornia, che mescolavano alla silice per abbassare, perché un forno a legna più di 1100, quando arriva a 1000 gradi è già tanto, e il vetro affonda a 1200-1300, per cui occorre avere dei fondenti, e il primo fondente erano le radici della salicornia, quindi si sfruttavano anche queste cose. Queste sono le analisi dei pollini e dei foraminiferi che ci dicono fondamentalmente che cosa c'era nella zona dove è sorta la città di Venezia in epoca prima che gli esseri umani mettessero piedi su questa zona. La fauna, anche quella è la fauna classica che troviamo tutti i giorni, cioè praticamente dalla cappatonda, detto in veneziano, il cardium, a tutte le vari tipi di... Qua c'è un grosso problema. La Margherita Tirelli dice che io sono veneziano, io sono nato a Venezia, ma sono di Mazzorbo. Per me il capparossolo si chiama concoeo. Ogni volta che sento chiamare capparossolo penso alla città di mia moglie è di origine chiogiotta. Capparossolo si dice acciosa, in Laguna Nord si dice concoeo. Adesso tutti si capparossoli, però in realtà è quello, è un tipo di vongola praticamente. E poi ci sono le pissotte, ci sono tutto un tipo di conchiglie, e questo è estremamente importante, perché quando vado a fare gli scavi e le trovo in ambiente naturale, so che quello è un paleoalveo di un fondale con più sabbia, meno sabbia. Avere più sabbia su un fondale vuol dire che la corrente era molto veloce, ed essendo una corrente veloce io posso pensare che in quella zona ci fosse un fondale più forte. Viceversa, se ho una corrente nella quale stagna, ho un altro tipo di conchiglia. Ma non soltanto questo, quando invece li trovo negli scavi, in certi strati, e ne vedremo degli esemplari, trovo quella che normalmente viene chiamata magnada de cappe. E abbiamo trovato delle buchette dove venivano buttate le conchiglie dopo essersele mangiate. Quindi abbiamo trovato anche questo. Vi rendete conto che tutto questo è il buso dei cappe, le conchiglie in determinati strati, ti danno un'idea di una frequentazione, perlomeno alle origini, più che di un vero e proprio insediamento. E non è una frequentazione estesa a tutta l'area cittadina, ma soltanto in determinate zone, e le vedremo più avanti. Andiamo oltre. Quali sono le fasi di colonizzazione? Allora, abbiamo detto, prima di tutto, si va a consolidare il profilo dell'isola. Quindi si vanno a creare degli argini attorno all'isola, perché un'altra ricchezza della città di Venezia, un'altra ricchezza in laguna, ecco, scusatemi, faccio molta confusione delle volte anch'io. Una cosa è Venezia, una cosa è la laguna di Venezia. Sono due cose complementari ma differenti. La colonizzazione, l'antropizzazione della laguna di Venezia, stando agli attuali dati scientifici, è più antica rispetto a quella della città di Venezia. Per cui, quando vi arriva uno di Torcello o di Mazzorbo e guarda un veneziano come se fosse un parvenu, scusatemi, è garagione, perché un torcellano e un veneziano hanno delle antropizzazioni di 200 anni di più, 200-300 anni, delle frequentazioni anche di epoca romana, che a Venezia, al momento, non ne abbiamo trovate. Cominciamo subito con eliminare questa cosa qua. Al momento, questo va sempre sottolineato. Quindi, riprofilare l'isola. Perché? Perché un'altra ricchezza è la terra. Perché può sembrare strano, ma manca la terra. Quindi, quando io decido di creare o di formare di costruire la mia casetta, il mio capanno, il mio primo insediamento in uno di questi isolotti, ho bisogno di una terra sopraelevata e soprattutto che la marea non mi vada a intaccare l'arginatura che poi si scioglie e mi finisce nel canale. Per cui io devo profilarla l'isola, devo arginarla. Come?
con un sistema fatto di pali di legno, ecco la famosa cosa che diceva prima Luigi Fozzati, effettivamente noi abbiamo una migliaia di pali di legno, ma non solo quelli che si mettono sotto ai perimetrali delle case, e non su tutte le case. Perché qualcuno ha i pali di legno sotto il muro di spina. No, non possono, devono slittare i muri. Al massimo metto delle tavole. Ad esempio la facciata attuale di Palazzo Ducale, quella che dà sul bacino, non ha pali sotto. È su dei tronchi di larice, si appoggia su tronchi di larice appoggiati orizzontalmente alla trincea di fondazione. Sotto non ci sono i pali stanno dietro, sull'altro muro che sta dietro. Per cui anche la storia dei pali di legno, insomma, che arrivano al Caranto, no, vanno a costipare il terreno e i pali di legno, io li ho scavati, a centinaia. Il palo più lungo è 1,50 m, 1,60 m. Il palo più lungo in assoluto l'abbiamo trovato col dottor Fozzati, una cosa incredibile, 3 metri, okay? Ma era un palo che spuntava fuori, che non erano riusciti a piantare perché avevano trovato un banco di sabbia. Difatti appena tolto sotto, il palo sì era 3 metri, ma era affondato solo per 50 centimetri e non serviva a niente, l'avevano abbandonato lì. Questi pali arrivano sotto 100... Pali del campanile di San Marco, quello vecchio, quello, l'ho detto tante volte, diametro 16 cm, altezza 80, 90, 100 cm. Sono da costipamento, non servono a dare, non serve a niente. Non lavorano di punta, lavorano per densità. Quindi profilatura dell'arginatura e poi eventualmente costruzione del primo insediamento, comunque delle prime case. Qui vedete anche una di queste situazioni, tutti i pali, e vedete come ci sono gli scivolamenti del terreno verso il canale. Il canale sta di qua e il dosso sta sopra. Ogni palo generalmente è una di queste arginature. Perché? Come vedete sopra, su quelle immagini, vi ricordate quell'immagine verde degli isolotti? Guardate tutti i pali di legno messi per allargare e profilare l'isola. Poi vedremo casi di questo genere, qui siamo a Murano, vedrete casi di questo genere anche a Venezia. Andiamo oltre. E sopra queste isole cosa si costruiva? Si costruivano le prime case. Si tratta di insediamenti sparsi. Si tratta di qualche isolotto antropizzato, in maniera perlomeno al momento abbastanza non anarchica nel senso di metto la casa dove voglio, ma fondamentalmente c'è una logica, si sceglie il canale più profondo e costruisco sull'argine di questo canale, però è tutto lasciato, perlomeno nelle fasi iniziali, a delle iniziative che sembrerebbero, perlomeno per l'inizio, non pianificate. Sembrerebbero, magari tra qua qualche anno facciamo degli scavi e troviamo che c'è una pianificazione che troviamo dopo però, la troviamo dopo. Sopra queste case, questi argini si costruiscono le case. Questo è uno scavo bellissimo diretto dal dottor Fozzati e da un altro archeologo e anche mio amico che si chiama Vincenzo Gobbo, e siamo al Casinò di Venezia, dove durante gli scavi è stato trovato una di queste prime abitazioni. Siamo VII-VIII secolo, siamo attorno all'VIII secolo. Queste abitazioni, ecco, la cosa che è sfuggita non tanto agli archeologi quanto alle persone che le leggono un po' superficialmente questa cosa qui, è che questo edificio è costruito su quello che è un alto morfologico, su uno di questi argini. Perché poi posteriormente c'è una bonifica e davanti c'è un allargamento verso il Canal Grande. Quindi questa casa, poi vedremo che tipologia di casa, è costruita su questo alto morfologico. Andiamo oltre. Qua siamo di nuovo a Murano, dove abbiamo trovato la stessa cosa sotto al Museo Vetraio. Le vedete? Quello è un pavimento a terra battuta di una casa, un altro scavo diretto sempre da Luigi Fozzati nel 98, fondamentale lo scavo nel 98, intanto perché l'ho diretto io, ma non è quello, è perché ho finito lo scavo il giorno in cui sono andato a prenotare il ristorante per il mio matrimonio.
quindi è legatissimo a questa immagine. Difatti io come oggi, stamattina ero in cantiere, ero vestito con la tuta, ero pieno di fango fin sopra le orecchie, ero pulito, mi sono lavato velocemente in cantiere e mi ero portato il cambio e sono qua. Però fondamentalmente la storia è questa, tutti gli archeologi, facciamo tutti così, non preoccupatevi. Allora, la cosa affascinante di questo scavo è che noi abbiamo il pavimento, lo vedete, con le buche di palo, purtroppo sono una piccola particolarità, dove erano piantati i pali per la costruzione di questo casone. Ma avviene un fatto eccezionale in questo caso. Sopra al piano di frequentazione, dalle quali è stata trovata una lucerna di VI secolo, ma usata probabilmente anche in VII, con ceramiche del periodo in associazione, sopra questo scavo, sopra questo pavimento abbiamo trovato uno strato di 5 centimetri di bitume reticolatum, cioè uno spiaggiamento. E il casone è andato sotto acqua. È stato abbandonato perché c'è stata o un'ingressione o una questione di marea che me lo ha sigillato. Poi dopo c'è una bonifica e c'è un rialzamento, come se loro avessero costruito in una fase in cui c'era acqua bassa, non avessero rialzato il suolo, il casone è andato sott'acqua e poi dopo sopra ci hanno costruito di nuovo qualcos'altro. Là vedete la lucerna? Lì la vedete a pezzi con lo strato di conchiglie, in mezzo alle conchiglie. E quello è uno spiaggiamento. Siamo, tanto per intenderci, 50 metri dalla chiesa di Santa Maria Donato, sempre su un paleoalveo, quindi anche lì siamo su una zona di dosso. Ed eccolo qui, il discorso per il quale gli archeologi devono conoscere anche la geografia, devono conoscere anche un po' di antropologia, ma devono anche farsi le ossa su tutti questi fenomeni climatici che ci sono ancora oggi. Questa è praticamente la mappa delle escursioni di marea degli ultimi 3.000 anni. Guardate in fondo, siamo lì, 2000, guardate l'anno 1000, l'acqua nell'anno 1000 è alla stessa altezza di quella di oggi. Cosa cambia? Qual è il problema? Il problema è un altro, è la subsidenza. Se c'è qualche giornalista in sala, scusatemi, non vada a dire che rinnego Greta Thunberg, non è vero, è una cosa differente quello che vi sto dicendo. Oggi c'è un innalzamento dei mari molto veloce dovuto anche alla questione antropica. Queste ingressioni c'erano anche in passato. Logicamente in passato non creavano i danni di oggi. Perché ad esempio nell'anno 1000, e lo vedremo, Venezia esisteva, ma avendo occupato gli alti morfologici ed essendo costruita prevalentemente, come diceva il Dorigo, in legno, non è che creasse così tanto danno l'acqua. Viceversa, quando io vado a costruire una struttura di questo genere qui, che va a pesare sul suolo, provate a immaginare di quanto, non è che sprofondi, costipi il suolo, cioè vada a sedimentarsi sul suolo e schiacci il suolo. Per cui questo fenomeno qui di subsidenza, combinato all'ingressione marina, crea i problemi dell'acqua alta e crea i problemi che viviamo oggi, che avevano anche allora, ma che affrontavano in maniera differente. Non ci avrebbero pensato 2 volte a buttare giù un edificio del genere e a costruirne un altro più alto. Oggi questo non si può più fare, fortunatamente, però all'epoca si faceva. Ed eccoci qua. A un certo punto occorre espandersi. Queste prime abitazioni costruite in questi alti morfologici hanno bisogno di terra per poter costruire altre abitazioni, per poter allargarsi, oppure, altra novità, altra cosa interessante, per avere le derrate alimentari a portata di mano. Perché logicamente sulle barene non cresce il grano, sulle barene non crescono i meloni di cui parlava Luigi Fozzati, sulle barene non crescono le piante perché tante volte vanno sott'acqua e perché la terra è fortemente salata. Avete presente gli orti di
Sant'Erasmo è un po' un caso a sé perché è rialzato. Provate a pensare a Torcello o a Mazzorbo. Se guardate bene, le case sono a un piano più basso e gli orti sono più alti. Perché? Perché se l'acqua salsa mi entra in casa la spazzo via. Se l'acqua alta mi finisce sull'orto, brucio il raccolto e la terra mi rimane. Non posso più coltivare per alcuni anni. Quindi c'è bisogno, c'è necessità di avere degli orti o dei terreni più rialzati per poterci coltivare di sopra. Non per niente, vi ho già detto prima, la ricchezza è la terra, soprattutto certa terra, si creano queste casse di colmata e si rialza il terreno e ci si allarga. Come? Con questo sistema che è quello dei casse di colmata o volparoni. Andiamolo a vedere qui, eccolo qua. Voi guardate in fondo le case, è una ricostruzione, guardate praticamente la linea che c'è qui sopra, praticamente la vecchia linea di arginatura e poi l'allargamento con la costruzione di tutta una palificata attorno, la realizzazione di cassoni che sono casse di colmata con dei vimini intrecciati all'interno, quelli comunemente conosciuti col nome di volparone, ne abbiamo parlato la volta scorsa, e che fungevano da cassa di colmata e col canale centrale dove a mano che buttavo la terra in fase di bassa marea l'acqua usciva e poi andava nel canale. Alla fine si chiudeva il canale e si interrava anche il canale stesso e si aveva un'area di cassa di colmata. Il sistema si adopera anche oggi. Provate a pensare alle casse di colmata che furono fatte negli anni 60 a Marghera. Il principio è uguale, è identico, non cambia nulla. All'epoca era più biologico. Ernesto Canal sosteneva che questa tipologia derivava da un sistema di realizzazione delle saline che hanno bisogno di argini, tutto quanto attorno, e poi dopo gli argini sono attaccati l'uno all'altro per far praticamente maturare il sale. Jean-Pierre che è stato uno dei più grandi studiosi di questi procedimenti per quanto riguarda Venezia. Vedete che hanno tutto e per tutto il sistema della cassa di colmata. Quando la salina non serve più, la riempio di terra e posso crearmi un'isola artificiale. Tronchetto, 1962, stesso sistema. Come si fanno queste bonifiche? Con un sistema fantastico, meraviglioso, che non è cambiato negli ultimi 2000 anni. Si perimetra l'area, si aspetta la bassa marea, secche de Aberoe, gennaio-febbraio, ma in alcuni casi anche altri periodi dell'anno, e quando l'acqua è bassa si stendono delle canne. Queste canne, buttate giù, le vedete nel dettaglio qui, ma qui ne vedete ancora, vedete i volparoni in fondo e vedete le canne che sono stese. Perché le canne? Dice un vecchio andagio veneziano che fango chiama fango. Per cui se io vado a buttare la terra sopra il fango che avevo prima, cioè sopra all'area appena asciugata, la terra che vado a buttare sopra si mescola col fango e forma un pantano. Se invece io stendo un materassino impermeabile, oggi si usa il geotessile, il geotessuto, il principio non è cambiato. Se io metto un materassino di canne e butto del fango sopra, questo fango va a costipamento. E qui lo vediamo in alcuni scavi che abbiamo fatto praticamente qui a Venezia. Vedete proprio nel dettaglio, proprio sono canne, tifa. Le canne di palude praticamente, quelle che si vanno a raccogliere sui bordi a Quarto d'Altino o da quelle parti lì, scusatemi, ad Altino o in Laguna Nord ne cresce tantissima. Quindi va tagliata e poi si buttava giù e sopra si buttava il resto. Qui le vediamo su due grandi scavi, vedete proprio come ci sono le arginature fatte in pali di legno e questi enormi strati di canne. Si butta uno strato di canne e si butta a terra, un altro strato di canne e si butta a terra e si va a sandwich. Uno sopra l'altro, finché la terra non è costipata bene. Andiamo avanti. E qui, è qua la datazione. È un recente convegno che abbiamo fatto con il dottor Fozzati praticamente a Padova sull'utilizzo del legno. Sono degli studi fatti
fare da Luigi Fozzati su alcuni scavi veneziani che ci danno le datazioni degli insediamenti più antichi trovati a Venezia. Siamo tutti tra il VII e l'VIII secolo, qualcosina di fine VI, ma solo molto molto blanda, e ancora è difficile dire se si tratta di un insediamento o di qualche paletto vecchio riutilizzato, in questo caso qua. Mentre al Cinema San Marco, al Teatro Malibran e a Ca' Foscari anzi sono stati fatti centinaia di analisi al C14 sui pali di legno e ci hanno dato tutte queste datazioni. Siamo tra il 650, quindi alla metà del VII, in su, ma prevalentemente i siti più antichi sono tutti quanti di VII. Signori miei, 421 per adesso è una bufala. Per adesso. Quindi vedete che abbiamo questa realtà qui. Per adesso l'archeologia ci dice queste date. Ex Cinema San Marco, Ca' Foscari, Teatro Malibran. Può sembrare strano, ma sono tutti siti molto vicini al Canal Grande. Ca' Foscari è sul Canal Grande, ma voi dovete pensare che dalla parte opposta era molto più largo. Quindi l'area del Canal Grande, o comunque le propaggini del Canal Grande e le bassure, sono anche in quelle zone lì. Però, vi ricordate cosa vi ho detto? Siamo sull'alto morfologico, più o meno dove c'è la Cadamosto, anche se la Cadamosto ha tutta un'altra storia, dove c'è il Fondaco dei tedeschi, che ha tutta un'altra storia, quella parte lì è l'alto morfologico, e poi, come vi ho detto, dietro ci sono le bassure, che vanno bonificate. Le zone del Malibran e le zone del Cinema San Marco siamo anche lì, vicino al Canal Grande, ma il Malibran è sulla bassura posteriore. Quindi 2 siti sull'alto morfologico, un sito sulle paludi che stanno dietro. Andiamo avanti. Vediamole, eccoci qua. Guardate l'imponenza di queste stratigrafie. Ogni strato nero che vedete è uno strato di canne. Ogni strato chiaro è uno strato di limo debolmente argilloso che veniva steso per il rialzo del terreno. E siamo proprio davanti a questa realtà. In questi rialzi, ecco perché molte persone cadono nel dubbio, su questi rialzi, su questa terra di riporto, non è così difficile trovare anche materiale di epoca romana. Ma è terra di riporto, perché quando vado a fare il C14 delle canne, le canne mi dicono alto medioevo. Terra di riporto da tanto lontano? Sì e no, perché come abbiamo visto la volta scorsa, in alcune aree della laguna, dove ci sono gli argini strada, dove ci sono alcune realtà, c'è qualcosa di epoca romana, ma non è a Venezia per adesso. Andiamo avanti. Queste sono le casette che troviamo. Ci vuole tanta fantasia, sono buchi nel terreno e segni e praticamente avvallamenti dove appoggiavano le travi dormienti. La realtà è questa. La realtà è questa. Se questi casoni prendessero fuoco, se questi casoni fossero tolti, sul terreno resterebbero i buchi che avete visto voi, e i terreni e i pavimenti in terra battuta. La realtà è questa. Venezia nasce così? Nasce. Venezia si sviluppa così. L'area del veneziano si colonizza così, con questa attività. Solo in epoca successiva cominciano ad apparire i primi muri in laterizio. Si tratta di laterizi, quasi tutti di epoca romana, piratati da qualche parte in giro, si scavano delle buche
e si mettono questi laterizi. Per adesso non servono a erigere edifici in laterizio, ma solo ad evitare che i pali di legno con i quali sono costruite le case che sorgeranno sopra vadano a marcire in tempo molto veloce. Per cui voi dovete immaginarvi dei fossi scavati, queste pietre buttate dentro e poi sopra viene costruita la casa che viene appoggiata sopra con tutto un sistema di incastro. E in queste case cosa troviamo? Troviamo questo. Troviamo delle lucerne, troviamo pezzi di pettine, troviamo degli aghi per cucire le reti, troviamo delle anfore di vino del Medio Oriente, quasi tutte anfore che provengono dal Medio Oriente, troviamo delle pentole in pietra ollare, poi vi dico perché questa cosa è particolare, e poi troviamo, e Abusa Camagnada de Cappe. Eccola là. La cosa affascinante è che in queste case di poveracci, fatte in maniera, sembrano delle baracche, troviamo materiale di pregio. Cioè questa gente abitava in case fondamentalmente che erano poco più delle baracche, però bevevano vino medio orientale e cuocevano in pentole in pietra ollare che venivano dalla Val Brembana o comunque che venivano importate via fiumi. Quindi sono persone che hanno delle abitazioni non così raffinate, ma che però hanno delle buone capacità economiche. Vi ricordate il discorso che vi ho fatto la volta scorsa? All'altra cosa. Cioè, c'è un qualche cosa che non quaglia, soprattutto tra VI e VII secolo. Scusatemi, soprattutto poi tra VII e VIII secolo, quando c'è un proliferare di queste case, e in queste case troviamo tutti questi elementi estremamente più che preziosi che hanno un grosso valore economico. Vediamole queste case. Eccole qua, le fondazioni, fatte con del pezzame buttato. Sopra le fondazioni veniva costruita una casa in tavole di legno nella maniera che vi ho fatto vedere la volta scorsa. Quindi si passa dal casone in pali di legno piantato sul terreno a case con una base in laterizi e una struttura in legno di tavole messe sopra. L'immagine che vi ho fatto vedere l'altra volta. La cosa più interessante è che quando gli scaviamo non troviamo mai chiodi. I chiodi non si trovano. Probabilmente era fatto molto ad incastro. Si cercava di risparmiare sul chiodo. Il chiodo doveva essere estremamente costoso, anche perché è fatto di ferro e non è facile. Poi, anche se ci fosse stato, lo riciclavano, se lo portavano via per fare altre cose. E questa è la cosa che ci ha sempre stupito. Si trova poco metallo, soprattutto ferro se ne trova molto poco. Andiamo oltre. E qua ecco la questione geografica di cui vi ho parlato anche la volta scorsa. Venezia, guardate attentamente, San Pietro di Castello si trova sull'area di cui vi ho parlato prima, dove i flussi di marea vanno a correre in prossimità dell'isola, e quell'isola è un grosso punto, è un punto ottimo dal punto di vista logistico che ci permette il controllo del traffico marittimo che c'è nell'area di cui vi ho parlato. Il traffico marittimo che va dalla laguna nord alla laguna sud e dal mare al centro della laguna. Ma su questa mappa che vedete qui, che è quella ricavata dalla ricerca fatta dal Dino Bondesan, dall'equipe condotta dal Dino Bondesan sulla geomorfologia della provincia di Venezia, ma anche su questa mappa, le vedete le direttrici in bianco, vedete come i fiumi che vengono, il Sile ma anche il Brenta soprattutto, mi passa all'interno della città di Venezia, in parte con un paleoalveo che è il Canal Grande, un'altra parte che dovrebbe essere spostata più a nord, che è quella del Canal di Vigano. Io lo continuo a chiamare Canal di Vigano, ma è il canale della Giudecca.
termine antico era il canale di Vigano. Quindi sostanzialmente noi abbiamo un'area dove si intersecano le vie acque da oriente a occidente, cioè dal mare all'entroterra, con le vie acque che vanno dal nord della laguna al sud della laguna. Dal punto di vista logistico, la parte di San Pietro di Castello e poi l'area marciana, l'area del Canal Grande in generale, sostanzialmente mi vanno a creare un punto di snodo logistico del controllo del traffico acquatico su canali estremamente profondi e quindi percorribili da imbarcazioni con alto pescaggio. E questa è una cosa. Ecco perché la geografia e la conoscenza dell'acqua è importante. Tante volte un archeologo di terraferma che non capisce l'acqua può restare spiazzato da questa cosa, ma è fondamentale in città. Provate anche a pensare dal punto di vista logistico l'area marciana. L'area marciana è il punto di controllo dove il canale della Giudecca e il Canal Grande si incontrano. E io posso controllare quella zona. Dovrei dire Punta della Dogana, ma Punta della Dogana, anche dagli scavi che abbiamo fatto, all'epoca era era sott'acqua. Perlomeno agli inizi. Andiamo oltre. E questa mappa è una trait d'union di tutto quello che vi ho detto. Questa è una mappa presa dalla ricostruzione d'archivio fatta da Vladimiro Dorigo. Però io l'ho montata, assemblata, su un raddrizzamento della Jacopo de Barbari. Quindi mentre Vladimiro Dorigo monta la mappa giustamente perché ha tutta una serie di canali sulla CTR normale, anche perché così in questa maniera riesce a spiegare meglio i suoi insediamenti, io l'ho fatta perché mi interessava più la logistica della distribuzione dei primi insediamenti religiosi. Se guardate attentamente quell'area dove c'è Dorso Duro centrali, quelle sono le famose paludi di Luprio, che poi entravano più internamente. Questa è attorno al 1100, ricostruita sul Dorigo, quindi un pochino più tarda. Rispetto alla prima del Dorigo, che è attorno al 1000 praticamente, perché mi interessava metterci alcune chiese che non sono censite prima di quella data. E poi guardate San Pietro di Castello e l'area colonizzata dell'Arsenale. L'Arsenale non c'era, era sott'acqua, viene dopo. E qui c'è il monastero di San Daniele, per cui la chiesa di San Marco nell'area marciana, questa non si riconosce bene, l'area marciana, eccola qui. Questa è la Basilica di San Marco, questa è San Geminiano. Vedete che in mezzo c'è il Rio Batario e in mezzo c'è anche l'altro Rio della Luna che poi mi piega attorno, perché all'epoca io sul De Barbari non c'era, ma il Rio Batario ho dovuto metterlo perché all'epoca c'era. Per cui, siccome l'abbiamo trovato con gli scavi negli anni, sappiamo esattamente dov'è, quindi l'abbiamo potuto posizionare su una mappa. Ma la cosa estremamente affascinante, ecco perché di nuovo le vie d'acqua sono importanti. Questa è la sede vescovile, no? San Pietro di Castello. Questa è la parte principale del Rivo Alto di canale. Guardate che se io percorro questo canale dritto come un fuso, dove a destra e a sinistra c'ho Santa Giustina, c'ho alcuni degli insediamenti più antichi della città, poi arrivo, questo rio esiste ancora, San Giovanni Laterano, poi tutti quanti i rii che stanno a nord. È un attacco, un rio dietro l'altro, per cui c'è un vermicolio di canali all'interno delle città. Venezia non ha strade, sono i canali le sue strade. Per cui ricostruire il transito acqueo della città di Venezia ti fa anche capire dove andare a localizzare gli insediamenti più importanti. Andiamo oltre. Ed ecco qui la questione botanica di cui vi parlava Luigi Fozzati prima, l'ambiente delle origini. I primi pollini ci dicono che nell'area cittadina veneziana tra il VII e l'VIII secolo, ma anche con analisi di colonne polliniche su insediamenti più antichi, non antropizzati,
siamo il quinto-sesto, ok? Quindi non antropizzati, si trovano quercia, carpino, frassino, tiglio e ontano, cioè pollini di queste specie arboree, che sono specie arboree tra V e VI secolo che abbisognano molto di acqua dolce. E questo è interessante, vuol dire che l'acqua era probabilmente più bassa, perlomeno in quel periodo lì. E quindi c'era un apporto di acqua dolce, o comunque attorno alla gronda lagunare crescevano queste piante, c'era molta acqua dolce, quindi siamo in fase di abbassamento della marea. Poi la marea sale. E nelle bonifiche più tarde troviamo tra il settimo, qualcosina di sesto, tra il settimo e l'ottavo, sesto e settimo secolo, troviamo il materiale romano, ma lo troviamo come sporadico, ma lo troviamo. Poi, in epoca alto medievale, cominciamo a trovare pollini di bosso, di noce, di melo, di leccio, il che significa che comincia ad esserci una frequentazione antropica. E i pollini di noce, di melo e di pesco e di fico ci dicono che consumavano questi frutti in questa zona e contemporaneamente che si creavano perlomeno nelle zone dell'entroterra, perché poi i pollini girano, del bosso che serve a fare le siepi e quindi a tenere gli animali nei recinti. Quindi siamo davanti a una antropizzazione e all'interno delle bonifiche di quel periodo, nei piani di frequentazioni, troviamo ancora materiale di epoca romana, quello viene da Murano, ma a Venezia se n'è trovato poco, ma se n'è trovato, sempre in queste fasi di cui vi ho detto, ma troviamo molto materiale alto medievale, anfore alto medievali, lucerne alto medievali e tutta una serie di altri materiali che sono coevi agli insediamenti, sempre settimo, ottavo, qualcosina di sesto. Troviamo ancora qualche ceramica mescolata del periodo tardo romano, ma sempre in forma sporadica, non il piatto, il frammento. Il fatto che troviamo frammenti vuol dire anche questo. Abbiamo potuto ricostruire come nelle prime fasi di bonifica, nelle bonifiche più antiche, dove troviamo materiale di epoca romana, a parte il materiale che andranno a piratarsi, ma questo è valido soprattutto per la laguna nord, nella zona dell'Altinate, o comunque in qualche zona lì vicino, abbiamo una prevalenza in Alto Medioevo di materiale che mi viene dalla Siria, dalla costa palestinese, dalla Turchia, da queste zone qua, le aree di influenza dell'impero bizantino, per cui era più facile importare materiali di questa epoca. Andiamo oltre e qua veniamo ai pollini. Che cosa consumavano? Famoso il ritrovamento della pentola piena di ossi di ciliegia. Nelle fasi di antropizzazione, soprattutto nei pavimenti, nelle prime fasi di colonizzazione, settimo, ottavo, cominciamo a trovare, e poi anche nono, ma comunque settimo, ottavo, cominciamo a trovare che cosa? Cocomeri, semi o pollini di rucola, verze, asparagi, ciliegie. Affascinante il fatto che abbiamo trovato dei semi di senape, è quella pianta di sopra praticamente. Poi ancora grano, non che lo coltivassero, ma almeno lo consumavano, spelta, orzo e vino, sia in forma di polline sia di acino. E poi dopo pesche e noci, pesche, gocce d'oro come vengono chiamate, i famosi meloni, di cui vi ha detto Luigi Fozzati prima, ma anche angurie. Quindi siamo davanti a un consumo di questo tipo di ortaggi che probabilmente, trovando anche il polline e i semi, venivano coltivati anche in loco, anche se questo lo sappiamo non soltanto dai pollini, ma comunque questo lo sappiamo più dai documenti. I documenti ci parlano dei famosi poponi di Sant'Erasmo. Sono citati molte volte questi. Dagli scavi archeologici, dalle fasi di antropizzazione, poi troviamo ancora quasi tutta gli animali da penna,
quindi anatre, folaghe, sarsegne e compagnia bella, galline, quindi animali da cortile, gli speroni dei galli si trovano, poi tutti i tipi di conchiglie, troviamo, a parte i cefali, troviamo praticamente il maiale che assomigliava più al cinghiale, più che altro, più che maiale, possiamo parlare di cinghiale, e poi troviamo, questa è una cosa che ci ha sempre stupito molto, troviamo molto vitello, manzo, ma piccolo, non troviamo la bestia grande. Evidentemente c'è un consumo di carne di animale che non è già giunto a maturazione. Questa è una cosa importante, perché significa che le persone potevano permettersi di macellare degli animali che non erano arrivati a maturazione. Dalle analisi delle ossa noi sappiamo che c'era anche una procedura di cottura piuttosto interessante, nel senso che gli animali hanno dei tagli di ossa molto piccoli che corrispondono al diametro delle olle, un po' come facevano i romani. Cioè fondamentalmente questi alimenti, la carne veniva tagliata, prima bollita e poi arrostita, perché poi le stesse ossa così piccole le troviamo bruciacchiate per via dell'arrostimento. Con ogni probabilità questo ha anche a che vedere con la dentatura delle persone, perché poi dopo, quando si vanno a trovare le tombe, purtroppo, questo è valido in Laguna Nord, per Venezia non abbiamo ancora trovato cimiteri altomedievali. Questo è un grande problema della città di Venezia. Non abbiamo trovato cimiteri altomedievali. Abbiamo trovato cimiteri a partire dal 1100-1200, aree cimiteriali di quell'epoca lì, ma più antichi. Mentre in Laguna Nord, sì. Sì, San Lorenzo Damiana, scavato dal Canal tanti anni fa, poi dopo con le campagne successive condotte da Fozzati, abbiamo trovato delle persone, ossa di persone datate al VI secolo, VII secolo. Possiamo anche dire che facendo i paragoni con i morti della terraferma, le possibilità di vita sono più lunghe in laguna che non in terraferma. Questo non deve stupire, innanzitutto perché c'è l'uso del sale, per cui il sale è estremamente importante anche per gli animali, cioè si dà il sale agli animali, ma il sale è importante anche come alimento per gli esseri umani, ma poi perché la dieta in laguna è più variegata. E c'è un'aspettativa di vita un po' più alta, anche perché poi dopo nelle zone di terraferma, soprattutto vicine alla costa, c'era il problema della malaria di cui vi ho accennato la volta scorsa, cosa che in centro laguna non c'è. Quindi io con tutta questa cosa vi posso dire? Possiamo arrivare a delle conclusioni molto semplici. Per ora 421 ragazzi, mi dispiace, no, non abbiamo trovato. Sappiamo con ogni probabilità che i siti più antichi che noi per ora abbiamo indagato sono tra la metà del VII e che cominciano a diventare consistenti tra la fine del VII, tutto l'VIII, e tra VIII e IX diventano praticamente, si allargano. È quello che vi ho detto la volta scorsa. Sappiamo che a differenza delle aree della laguna, cioè quindi a differenza delle aree della laguna nord, ma anche della laguna sud, anche se è ancora poco studiata, ma non è che sia poco studiata, il problema della laguna sud sono le rotte del Brenta. Il Brenta è stato deviato talmente tante volte che molti dei siti che erano antichi in questa zona qua o sono sommersi o sono stati distrutti. Quindi scavare in questa zona qua è una grande sfida prevalentemente dell'archeologia subacquea. È una grande sfida dell'archeologia. Mentre in Laguna Nord il Piave è un pochino più dolce, crea meno problemi. Il Sile è un fiume di risorgiva e il Marzenego è un altro fiume di risorgiva, quindi da Venezia fino alla zona della Laguna Nord le cose sono per noi archeologi un pochino più semplici, un pochino, non pensate a molto. Mentre quindi in Laguna Nord abbiamo frequentazioni di epoca
almeno tanto antica, abbiamo frequentazioni anche di epoca romana, abbiamo strutture che in certo qual modo richiamano anche l'epoca romana, abbiamo parlato degli argini strada, che sono le strutture più interessanti che si stanno scavando, ma a Venezia queste cose non ci sono. A Venezia c'è un insediamento diffuso, per ora databile a partire, come vi ho detto in precedenza, e non finirò mai di ricordarvelo, metà del VII in su. E questo insediamento poi queste isole cominciano ad accorparsi. In questo caso è stata molto utile la ricerca d'archivio per quanto riguarda l'area di Dorso Duro, da Punta della Dogana a San Vio, molto ben studiata dalla Cruiser Pavan, ma anche da altri studiosi, dove ci sono tutta una serie di bonifiche che vengono fatte. La cosa affascinante è che queste bonifiche sono tarde, esistono i documenti, e sono bonifiche a scopo prevalentemente speculativo. In questa zona qua si fanno delle bonifiche per tirar fuori terra e poi costruirci case di sopra per essere date in affitto o vendute. Mentre in altre zone queste bonifiche vengono fatte per allargare gli orti. In altre zone queste bonifiche sono fatte per allargare l'area perché il canale si stava sempre più interrando. Il caso del Canal Grande è tipico, soprattutto in certe punte, no? Il Canal Grande da una parte, essendo un paleoalveo, un fase di marea, da una parte scava e dall'altra parte deposita. Dove si deposita difficilmente i veneziani, scusatemi, i cittadini dell'area lagunare veneziana andavano a scavare i canali in epoca alto medievale. È più facile che bonificassero, mentre in altre parti non bonificavano. Quindi si allargavano anche verso il Canale Grande. Nella parte posteriore, invece, tutte queste cose qua sono datate a queste epoche. Poi il grande sviluppo arriverà dopo il 1000. Con questo ho concluso e spero di non essere stato molto noioso. Grazie. Luigi Fozzati e Marco Bortoletto per questa bellissima relazione che io definirei trasversale, nel senso che forse, non so, io avevo un po' pensato che venissero illustrati uno per uno dei diversi cantieri di scavo, invece trovo che con questo sistema, come posso dire, cronologicamente trasversale, che ha preso in considerazione ovviamente tutti i più importanti scavi fatti a Venezia, e a Venezia direi soprattutto, ci ha veramente illustrato questo passaggio momento dopo momento, secolo dopo secolo, gettando luce su questi primissimi secoli in cui la nostra Venezia era proprio fatta con quei casoni che abbiamo visto e che in pratica ti fanno venire immediatamente in mente Cassiodoro e la descrizione che Cassiodoro fa nel VI secolo di queste abitazioni nella laguna di Venezia, che lui paragona ai nidi di uccello fatti appunto con i vimini. Allora abbiamo spazio per qualche domanda, però io volevo subito fare un'osservazione che mi è venuta in automatico. Cioè abbiamo visto con le datazioni che ci sono state date molto puntualmente, ovviamente dal C14 fatti sui legni, abbiamo visto che la datazione più antica, se ho visto bene, è quella di Ca' Foscari, 645, come insomma seguita dal Malibran e dal Cinema San Marco. Allora, la mia osservazione è questa: si è sempre detto, con questa data storicamente molto acclarata del 639 d.C., data in cui gli altinati abbandonano definitivamente Altino per passare a Torcello, ma si è sempre parlato di Torcello. Allora, da
da queste datazioni che noi adesso vediamo, cioè, mi pare contestuale l'abbandono di Altino e le prime abitazioni veneziane, non solo torcellane ma anche veneziane. Quindi io, così, questa era un'osservazione che a me era venuta proprio in automatico e adesso ho posto questa questione. Beh, questo è un problema piuttosto grosso, ma penso che anche il dottor Fozzati, casomai se vuol dire qualche cosa. Allora, sì e no, nel senso che è giusto, quando viene abbandonata Altino queste persone si spostano in laguna. Ci sono... diciamo che tu, Margherita, una volta mi ricordo, dice, perché a me la zona della Laguna Nord è un vicus di Altino, cioè è un tutt'uno con Altino. Ed è vero perché sostanzialmente quando si va ad intervenire in Laguna Nord si trovano delle strutture, francamente, le strutture che possiamo dire con certificazione che sono di epoca romana, sono questi famosi argini strada di cui vi abbiamo parlato, perché il C14 degli argini strada ci dà delle datazioni precise e non una, tante, e ci dicono che alcuni di questi argini strada sono di epoca pienamente romana, ma anche delle perimetrazioni a Torcello hanno queste strutture di epoca romana. È come se... qua siamo nel ramo delle ipotesi, per cui possono essere smentite dagli scavi, ricordiamocelo. È come se ci fossero due realtà. Una realtà, chiamiamola già consolidata, che è quella della Laguna Nord, con insediamenti che sono integrati con la città di Altino. Il porto a mare di Altino, che probabilmente è in Laguna Nord, queste strutture frequentate in Laguna Nord, quindi diciamo, passatemi il termine, anche se non è così, dovrei dire i cittadini di Altino di età tardoantica, eccetera. I romani di Altino, per rendere la cosa più chiara, i romani di Altino, se vanno da Altino a Torcello o a Mazzorbo o nelle zone della Laguna Nord del Rio Piccolo, vanno dalla casa di città alla casa di campagna. È una realtà che conoscono. Alcuni probabilmente si sposteranno verso la parte centrale, può essere perché magari non hanno la casa di campagna lì, perché magari sostanzialmente, oppure più semplicemente, più che essere legati alla zona di Altino, sono legati a queste ville che sono fuori della città di Altino, alcune sono state scavate anche da te che sono fuori Altino, ma altre probabilmente sono in qualche zona attorno a Mestre, delle quali si conosce ancora molto poco. Sacca delle Case è un insediamento romano, ma non è legato ad Altino, è più legato alla zona di Passo Campalto. Quindi da qualche parte lì c'è qualcosa. E quindi è probabile che anche queste persone, magari non sfollate di Altino, o anche assieme a quelli sfollati d'Altino, arrivassero anche qui. In una zona che non era strutturata, la strutturano loro, mentre dall'altra parte era già strutturata. Quindi l'immagine che ne abbiamo per adesso è ancora a livello delle ipotesi ed è embrionale, potrebbe essere smentita da punto in bianco. Queste sono cose che andrebbero scritte sui libri, ma siccome generalmente io scrivo poco perché non ho molte occasioni di scrivere, io non sono una persona istituzionalizzata, non sono un docente universitario, non sono un professore, sono semplicemente un archeologo libero professionista che grazie a Luigi Fozzati e ad altre cose ha avuto la possibilità di fare tanti buchi, tanti scavi e ho potuto studiare queste cose, ne ho fatti tantissimi, per cui mi sono fatto delle idee. Però io è in occasioni come queste che vi dico delle cose che probabilmente non potrò mai pubblicare. Non lo so se avrò la possibilità di pubblicarle, perché per pubblicarle occorre il tempo, e vedo il mio RUP lontano, e sostanzialmente io devo scavare. E quindi poi dopo in un futuro, se avrò la possibilità, potrò divulgare. Per questo ringrazio sempre di avere queste opportunità qui e poi le opportunità che ci ha dato anche la Margherita Tirelli, delle cose che poi saranno in avvenire. Però è in queste cose, in questi momenti qua che io vi dico le cose. Non posso fare altrimenti. Non c'è nulla, non c'è nessuna polemica, io semplicemente vi dico le cose come stanno. Quindi in questa occasione io vi dico queste cose. Siamo a livello embrionale, sono delle ipotesi che potrebbero essere smentite
da un momento all'altro, da qualche scavo fantastico fatto, che ne so, in una zona dove non si è mai scavato, e troviamo la villa romana o la tomba longobarda all'interno della città di Venezia. Non lo so, però l'idea che ci stiamo facendo è questa, e l'idea che sta venendo fuori è questa, è un'idea.